Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, un abbraccio ai nostri 14 radioascoltatori, un abbraccione grande grande, sempre a Tina, che non sta bene, un abbraccio a Matteo, come sempre. Noi abbiamo iniziato più di un anno fa, a giugno dell'anno scorso, un percorso di ricerca che può essere anche in parte, anzi lo è sicuramente, incompleta, fallace, però una ricerca sulla democrazia, sul popolo e il potere che gli spetta, quello che è alla base del percorso iniziato oltre 40 anni fa, per me almeno, il percorso intrapreso all'epoca dalle formazioni leghiste. E la Lega è nata su questo. È nata per un'attuazione della democrazia basandosi sulle profondissime, grandissime dottrine che si sono sviluppate in particolare nel nord Italia ma anche nel sud e che danno la possibilità di vedere e di valutare l'evolversi della società sotto una prospettiva diversa da quella intrapresa dalla fine della seconda guerra mondiale, basata sostanzialmente su un'impostazione partitocratica, come ebbe già a rilevare fin dall'inizio il professor Maranini, teorico della politica dell'Università di Firenze, il quale vide nell'impostazione data partitocratica una messa in discussione del potere che naturalmente spetta al popolo. Noi abbiamo ripercorso fin dall'antica Grecia, dalla storia medievale, siamo passati, abbiamo visto come punto cruciale nell'evoluzione storica la Lega di Pontida, la battaglia intrapresa dai comuni lombardi contro l'impero, contro l'imperatore, e abbiamo siamo arrivati a comprendere il punto in cui siamo approdati, cioè il momento in cui la nostra democrazia si è oggi trovata davanti a grandissime difficoltà, a una posizione di difficile costruzione. Vediamo di ragionare e di proseguire nel ragionamento, e cioè la domanda è in definitiva una sola. Un'ideologia, quale quella che si è imposta, l'ideologia socialista, può effettivamente e come eventualmente essere sostitutiva, può far approdare il popolo al naturale esercizio del potere che in democrazia gli spetta? Democratos, potere del popolo. È possibile questo? No, abbiamo risposta. Non è possibile per il fatto che una ideologia, come è quella socialista, che si è imposta nell'arco del Novecento fino ad oggi, una ideologia è divisiva. È divisiva perché sostanzialmente, almeno per quanto riguarda il socialismo, è una religione idolatra, una religione laica. O credi in essa o non ci credi. E chi non ci crede è escluso.
L'assurdo a cui siamo arrivati oggi è che una minoranza, proprio questo è dovuto anche al periodo, al tragico periodo bellico che stiamo vivendo, perché che lo si voglia riconoscere o no, noi viviamo in una situazione di guerra, altro che balle. Noi stessi viviamo in un'economia di guerra, in un'economia di emergenza dovuta alla guerra. Quindi siamo in un momento tragico di guerra e indubbiamente questo periodo ha messo in luce tutte le difficoltà, tutte le aporie che si pongono nel momento in cui si adotta come linea popolare quella che tale non è, cioè un'ideologia. Rompe, divide e nel rompere e dividere ci sono alcuni aspetti che mi piace mettere in rilievo. Da un lato ci sono i comportamenti di coloro che aderiscono alla sinistra, all'ideologia. Comportamenti che, pur di minoranza, hanno come elemento costitutivo un presunto possesso della verità. Cioè, l'ideologia costruisce una serie di strutture che dichiara essa stessa, quindi è autoreferenziale, essere logiche, quindi essere il meglio che c'è sulla piazza, quindi essere la verità di quel momento, e come tale pretende di imporla a tutti quanti. È una religione, è un'idolatria. E coloro che vi partecipano, indipendentemente dalle loro capacità mentali e culturali, sono automaticamente degli eletti, sono più intelligenti degli altri. Gli altri sono scemi, perché non capiscono la razionalità, la verità che è portata da questa fede. Questo è un primo aspetto. Quindi la pretesa di essere comunque guida, e più la minoranza più pensa di essere tale, di essere guida illuminata del popolo, il quale evidentemente è estraneo. Ecco, questo è l'aspetto da vedere bene. È estraneo all'ideologia, perché è un soggetto, una massa, non più un popolo, da dominare, da guidare, da condurre, un gregge. Le fedi hanno spesso questa immagine, il pastore, il popolo, il gregge. Ecco, qui è lo stesso. Ci sono questi personaggi sempre più pochi che ritengono di poter guidare tutti gli altri, perché loro sono illuminati, loro appartengono a una teoria, loro sono depositari di una teoria che è illuminante, che è vera, che è razionale, la vera ragione è al centro di questa idolatria, e questa verità è una verità che porta a una discriminazione. La massa del popolo è fatta da poveri idioti che non capiscono il bene che viene loro portato, dall'altra parte degli illuminati ai quali ovviamente spetta il comando, spetta la guida, sostanzialmente spetta il potere, quindi spettano i soldi. Questo è un po' il quadro. Dall'altro lato, il popolo, oggi come oggi, dopo decenni di educazione a non pensare, o meglio, a seguire gli illuminati, perché è chiaro che almeno negli ultimi 40 anni in Italia abbiamo avuto il dominio dell'ideologia socialista, sempre più forte, sempre più pregnante. I poveri imbecilli, i quali si salvano tutto sommato
col buonsenso che dovrebbe essere sempre presente, ma nell'ideologia il buonsenso non è prevista soltanto la presunta razionalità. Se io agisco secondo quella razionalità strutturale delle strutture che ho costruito e che domino, che mi danno il potere, quella è la verità. Quindi anche il buonsenso è escluso dall'ideologia. Attenzione, anche il buonsenso è la dea ragione presunta tale, è la stella polare di riferimento. Dall'altra parte c'è il buonsenso, però dopo decenni di dominio ideologico, il popolo non ha maturato una sua dottrina, una sua teoria, non è riuscito a far valere le domande che pur si pone. Ma queste istituzioni sono istituzioni che sono al mio servizio o al servizio di chi? Perché se sono al servizio di ideologia non sono al mio servizio. Questo è il primo dato. Tutte le forme che vengono, i principali argomenti che vengono posti come importanti, specialmente le rivendicazioni le interpretazioni delle rivendicazioni che vengono poste come obiettivi primari. Sono davvero degli obiettivi primari? Sono davvero delle rivendicazioni fondate? Punto di domanda. Il popolo oggi questa forza non ce l'ha. Il popolo si chiede oggi, anche se non emerge palesemente la cosa, ma è un dato di fatto, si chiede se i partiti, e qui torno alla teoria, alle osservazioni del professor Maranini, subito dopo, anzi anche prima, della fine della seconda guerra mondiale, i partiti rappresentano effettivamente la società? Punto di domanda. La cosiddetta rappresentatività politica ha o non ha una sua sostanza? Punto di domanda. Perché questi sono i grandi dubbi che attraversano la nostra società. Ora, una risposta sotto questo profilo non è mai stata data, perché per chi si contrappone all'ideologia c'è stato un po' un barcamenarsi lungo la strada del buonsenso, più che logica, per carità, è la difesa più logica che ci possa essere, però barcamenarsi senza una teoria, anche per il timore latente sempre dell'accusa da parte degli illuminati, degli ideologizzati, di quelli che diventano intelligenti anche se sono scemi, però hanno aderito all'ideologia, la potenziale accusa di in qualche modo replicare delle sfumature che erano proprie dell'antico regime, del vecchio del regime ormai cessato nel 1945, del regime socialista e patriottico, il fascismo. Quindi le ombre mussoliniane agitate solo e soltanto per confondere, perché poi in realtà anche nel fascismo, che non aveva una sua dottrina, non aveva aveva una base socialista che si attaccava al patriottismo e a quello che esisteva e ai costumi del popolo. Quindi parecchie delle cose che ha usato appartenevano al popolo, non erano affatto appartenenti al fascismo. Su questo equivoco l'ideologia ci gioca e agita lo spettro dell'antifascismo, che non si sa bene cosa sia, anzi non ha nemmeno fondamento, ma che come antifascismo è spesso e volentieri più fascista dei fascisti. Ora, quindi è un popolo che una sua dottrina, una sua linea
coerente e che abbia una finalità chiara, non ce l'ha. Non ce l'ha e va costruita. Questo direi è, per chi è appassionato di politica, o meglio, per chi è appassionato della sua società, del mondo in cui vive, questo è il compito che, per chi riconosce questa impostazione, è il compito che deve assumersi, cioè il ricreare una compattezza del popolo per fare in modo che, avendo una sua compattezza, una sua forza, possa esercitare il potere che gli spetta. Democratos, potere del popolo. Oggi come oggi il potere del popolo non può dirsi che è esercitato. È una contrapposizione fra chi in qualche modo difende i comuni costumi e chi è convinto di possedere la verità, che aderisce a una fede idolatra. Questa la contrapposizione, però la teoria, una base concreta non c'è. Di questo si è accorto, ma che non vale solo per l'Italia, vale per tutto il mondo, della mancanza di un quadro coerente per i popoli. Si è accorto, e l'ha detto esplicitamente, il neoeletto Papa Leone XIV, il quale statunitense, quindi che viene da un'altra visione e da un altro mondo rispetto a quello europeo, ma che ha conosciuto molto bene sia il mondo europeo che quello sudamericano. Ora, e l'ha detto molto, molto chiaramente, occorre riprendere a pensare, perché pensare è la prima cosa che si deve fare, pensare con la propria testa, è la prima cosa che si deve fare per poter creare una teoria, per poter creare un quadro d'insieme che possa condurre un popolo verso quelli che sono i suoi obiettivi, verso quelle che sono le sue aspirazioni, per concretizzarle. Lui, per parte sua, e quale capo della Chiesa Cattolica, provvederà per il tempo che rimarrà pontefice a creare, a rifondare, a riprendere gli elementi essenziali di quella dottrina sociale della Chiesa che, fondata da Leone XIII, dopo che lo Stato della Chiesa è venuto meno, è stata ripresa con grandissima efficacia dal più grande Papa del Novecento, secondo me, Pio XI, poi dallo stesso Giovanni XXIII, con grandissima capacità teologica da Benedetto XVI, forse il più grande Papa degli ultimi 200 anni, e oggi da Leone XIV. Questo per quanto riguarda il mondo cattolico. Per quanto riguarda invece il mondo più terra-terra, non è che il nostro, non è che le teorie e le capacità teoriche non ci siano, manchino. Lo dicevo prima, la Lega ha nel suo bagaglio, nel suo patrimonio, una grandissima teoria autonomista e federalista, con grandissimi studiosi che in questo settore, autonomia e federalismo, hanno operato nei secoli, a partire da Carlo Cattaneo in su. Ora, questa teoria c'è, andrebbe oggi, nella necessità di operare, andrebbe ripresa, andrebbe ristudiata. Anni fa, tanti anni fa, decenni fa, alla festa di Pontida c'erano i banchetti con tutte le pubblicazioni di questo genere che dicevano cose giuste, cose sbagliate e talora anche assurde, anche con ricostruzioni storiche molto claudicanti. Però c'era questo spirito e questo spirito va ripreso. Va ripreso perché? Perché se non c'è di base una convinzione comune per
costruire, ricostruire una società che le guerre in corso hanno dimostrato di sapere sostanzialmente mettere in difficoltà, se non demolire, non si va da nessuna parte. Si cade nel potere dei potentati, si cade nel potere delle ideologie, si cade nel potere di qualcuno che è più illuminato degli altri. Il potere del popolo può essere esercitato e può sussistere se il popolo acquisisce una coscienza di poterlo effettivamente esercitare, questo potere. Ora, è chiaro che è come a scuola, sostanzialmente. Bambini, ragazzi intelligenti, capaci, per carità, ce ne sono da tutte le parti, sono tutti potenziali geni, va benissimo, però se a questi bambini, questi ragazzi, non si danno gli strumenti per poter comprendere, in matematica, in storia, in geografia, nelle varie materie, chiaro come il sole che con la sola loro inesperienza e non abitudine a esercitare il pensiero secondo criteri già premasticati dalle generazioni precedenti, non vanno da nessuna parte, o quantomeno, e questa è la follia, tornano da capo ogni volta. E è questo quello che l'ideologia ha quasi imposto. Noi siamo quelli che abbiamo il pensiero, voi non dovete pensare, perché il pensiero è il nostro. E oggi abbiamo una cultura in generale che è di bassissimo livello, molto scarso. Lo dice spesso e volentieri e lo ripete e lo ribadisce il professor Valditara, il nostro ministro. Lo dice e lo ribadisce e sta cercando di operare a riguardo proprio perché mancano gli elementi certi di base per poter costruire un qualcosa che costituisca un pensiero comune. Senza pensiero comune, senza convinzioni comuni, senza costumi condivisi, il popolo non è tale e non può esercitare il suo potere. Quindi il potere visto come effetto di questa possibilità di potere da parte del popolo e dall'altro lato quindi la necessità di valutare come questo potere può essere costruito. Innanzitutto mi rifaccio alla teoria autonomista e federalista della Lega, innanzitutto occorre capire che i costumi comuni, il condividere comportamenti comuni deve nascere dal basso, deve avere una rispondenza nei gesti più normali della vita di tutti i giorni. Deve partire dalle famiglie, dalle comunità, dalle amicizie, dai gruppi di amici, dai gruppi associativi che si associano per un qualche scopo. Cioè, deve avere una rispondenza dalla base all'alto. Senza questa corrispondenza, principio di sussidiarietà, Pio XI, è perfettamente inutile pensare di costruire effettivamente una democrazia, perché la democrazia è fortissima quando parte dal basso e arriva fino in alto, quando è coerente, quando ha questa scala di coerenza. È debolissima, fragilissima nel momento in cui ha delle interruzioni e questo sviluppo non c'è. Quando non c'è questa gradualità di estensione al basso, perché il basso è basso sì, ma è molto esteso, è tutta la popolazione, fino al vertice, il vertice che deve rispondere a questo punto al basso, ma per rispondere deve rispondere quasi in automatico, perché deve essere condotto, deve deve agire secondo i principi, i valori e il senso che sono comuni anche al basso. Questo, dal punto di vista ideale, crea la possibilità di un'effettiva democrazia, altrimenti non va, non funziona, altrimenti vi si inseriscono gli interessi, le capacità, le potenzialità
di gruppi che hanno interessi diversi, che della società non gliene frega assolutamente niente, i quali a quel punto schiavizzano, asserviscono, fanno diventare servo quello che dovrebbe essere il padrone dovrebbe essere il popolo. Invece no, invertono i rapporti. E dalla fine della seconda guerra a oggi questo incedere si è sempre più affermato. Ma lo vediamo nella pratica oggi, lo vediamo in tutti i momenti. Quindi lo vediamo quando andiamo in banca, dove non siamo capaci di fare un'operazione se non passando attraverso complicatissimi numeri e con l'unico impiegato presente allo sportello che non può fare assolutamente niente perché dobbiamo arrangiarci da soli. Gente di 80 anni, 85 anni che non sa manco che macchine sono. Questa qui è schiavizzazione. Questo non è la dimostrazione che il potere del popolo non c'è oggi, che il potere è in mano a qualcun altro. Io vedo che più o meno siamo arrivati all'orario, credo che la nostra bravissima e dalla bellissima voce anche lei, regista, penso che mi richiamerà fra poco all'ordine, l'anticipo, abbraccio tutti voi, ovviamente sabato prossimo, Dio piacendo, proseguiremo in questo appassionante discorso di costruzione della democrazia e abbracciando tanto la nostra Tina, Matteo, carissimo amico, prima di tutto, i nostri 14 radioascoltatori, già che ci siamo anche da regista, così facciamo 15, vi saluto e vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana, una buona domenica e a risentirci sabato prossimo, stessa ora.